216 vaccini sono andati consumati velocemente durante il fine settimana a Chioggia. Era il primo esperimento di vaccinazione on the road attraverso un camper attrezzato per l'uso dall'ULSS 3 Serenissima, per raggiungere gli ultra sessantenni clodiensi che ancora non lo avessero fatto. Un dettaglio importante di un fine settimana operativo per l'ULSS lagunare, a cui non hanno risposto all'appello solo 25 dei 3.777 utenti previsti nel weekend, e il bilancio complessivo migliora costantemente. Abbiamo gli ultra ottantenni che praticamente sono vaccinati tutti, gli ultra settantenni anche loro con delle percentuali che superano abbondantemente l'80%, i settantenni anche loro si avvicinano all'80%, le altre fasce d'età sono praticamente in sicurezza perché quelli che sono i dati della immunità di gregge sono stati raggiunti. Stiamo aggredendo gli over 40 e anche su questi ormai la percentuale tra vaccinati e prenotati si aggira attorno al 55%. C'è ancora qualcuno che al momento del vaccino chiede un altro tipo di vaccino rispetto a quello proposto? Certo, viene chiesto, però diciamo, noi abbiamo un orizzonte chiaro che sono le indicazioni cliniche. Allora diciamo, il vaccino è quello disponibile in funzione della fascia di età, cioè maggiori di 60 anni, oppure se per motivi clinici deve essere dato un vaccino anziché un altro. Il camper ha dato fiducia anche a fasce di popolazione che magari non si sarebbero più avvicinate facilmente all'ospedale. Sì, molto probabilmente l'esperienza del camper va a colmare quella che poteva essere un po' la lacuna che stiamo in questo momento percependo anche a mano che scendiamo su delle classi che sono molto impegnate dal punto di vista lavorativo, per consentire anche in certe situazioni, in certe realtà, un accesso più facilitato per queste classi di età. Per Venezia Centro Storico il camper come si traduce? Il camper nel centro storico direi che dovremmo riflettere ancora sul Vaporetto e soprattutto il camper pensavamo di dislocarlo anche sul Lido, dove lì c'è una popolazione anziana che andremo a raggiungere anche lì con questo mezzo.